Un patto per il futuro dell'ambiente e della ricerca è stato firmato a Trieste, nella sede della Regione Friuli Venezia Giulia. Protagonisti dell'accordo sono le università di Trieste e Udine, insieme ad Ausir, autorità unica per i servizi idrici e rifiuti, e ai principali gestori dei servizi ambientali regionali. L'obiettivo? Rafforzare la collaborazione su temi cruciali come l'acqua, i rifiuti e l'economia circolare, con uno sguardo rivolto all'innovazione e alla formazione. È un accordo che guarda a un'implementazione degli investimenti, a una ricerca anche di fondi specifici e ovviamente alla riduzione dello spreco idrico e alla migliore gestione dei rifiuti, in un'ottica anche di serietà e concretezza che magari tante volte nella comunicazione di qualche comitato non sono così, diciamo, accettate, perché si preferisce la paura invece ad azioni concrete. E dico perché, per esempio, quando c'è la gestione dei rifiuti, l'alternativa di non gestirli è lasciarli per strada, e purtroppo, come ho detto in conferenza, ci sono altre parti d'Italia, non di un paese lontano da noi, che questi servizi non li garantisce. Quindi penso che lavorare in sinergia tra istituzioni possa portare soltanto benefici. Questa nuova convenzione quadro rinnova e amplia un'intesa già avviata nel 2019, dimostrando la volontà condivisa di fare sistema per affrontare le sfide della sostenibilità. L'accordo prevede lo sviluppo di progetti di ricerca applicata, iniziative formative di alto livello, partecipazione a bandi competitivi e la condivisione di dati e infrastrutture tecniche. Non si tratta solo di studi teorici. Grazie a questa rete di collaborazioni sono già attivi master interateneo incentrati sulla gestione del ciclo idrico e sull'economia circolare. L'Università di Trieste è in prima linea con un approccio interdisciplinare, coinvolgendo esperti di ingegneria, medicina e scienze ambientali. L'intesa coinvolge anche numerosi gestori pubblici dei servizi ambientali, a conferma di quanto la cooperazione tra istituzioni accademiche e territorio sia oggi fondamentale per costruire un modello di sviluppo più intelligente, attento all'ambiente e proiettato nel lungo termine.